secondo noi la pubblicità è una grandissima pigliata. Ma che è? Diciamo più fissa, signora, rimaniamo, che poi è vero, noi siamo condizionati a tal punto che non siamo liberi di acquistare un prodotto se non è reclamizzato, perché voi acquistereste mai un prodotto che si chiama, non so, Nicchi e Nacchi? No, perché dice non l'ho sentito dire mai, se si chiama, non so, Bioprext, che bello, perché diventa familiare. Vi ho parlato tante volte, non so, per esempio io penso che l'aberrazione pubblicitaria nasce dai pannolini per i nostri bambini, è facilissimo, quante marche di pannolini conoscete? Forza! Pampers, Lines, Chicco, non si può scappare, è come i tabelline, tu dici uno per... Ogni anno esce il pannolino che deve tenere il bambino sempre più asciutto, dico io, per 4 goccettine di pipì. L'innocente chi può fare? Che ho 6-4 goccettine di pipì, che col caldo che c'è in Sicilia evaporassero sole! No, date fanno vedere frecce cacchiana. Flussi che scendono. L'altro giorno ho visto un pannolino, quello con una bottiglia di 1,5 litri, che ci attiravano, pare che a due piccinini ha visto un tubo l'acqua, no, tu dici che devo fare la pipì, ma cosa ne fa? Perché quella dei fustini di Xan, noi per una vita abbiamo visto quello che arriva a casa, salve, signora vorrebbe 3 fustini al posto del suo e chi ce ne risponde? No. Ma tu immagini succedesse a Catania. Arrivasse una a casa, tu puleasse, salve, signora vorrebbe 3 fustini al posto del suo, mia ancora ci mette tempo, ci fottisse di mano. La pubblicità, che poi ci sono veramente anche delle pubblicità incredibili, voi non avete idea il danno che ha creato la pubblicità e continua a creare. Per esempio, alcune le hanno levate, vi ricordate quella dell'olio cuore? Non esiste più, lo sapete perché? Per tutta la gente che è al pronto soccorso. Con questo fatto che c'era da saltare la staccionata, la gente non è che capisce che è una cosa televisiva, che no, la gente ferma di mangiare, olio cuore, pronto soccorso, femori rotti, così. Ma finiamola con la carta igienica che non finisce mai. Amore, picciotte, la carta igienica finisce ed è scientificamente provato. Sapete quando finisce? Quando tu sei assettato, no, guarda, ne è successo a tutte, va, che tu sei assettato, finisci, ti firri, mignaca e ti igienica e non sai come da poliziare, che nella pazzia c'è stata gente che si è pigliato un rotolo di carta e sa sto che aveva fatto. È così, no, ma è così. Ma io non lo so, io gli spot, ma se io vi chiedo, rispondetemi sinceramente, toglietevi tutto? Dico, siamo rincoglioniti o no? Cioè uno chiede toglietemi tutto, la gente mi dice ma non il mio braille, ma che risposta è? Perché è così? Noi parliamo col linguaggio della pubblicità, si dice bianco, no, che più bianco non si può. Vi ricordate quello della Perlana? C'era quello che passeggiava per strada, no? Allora tu passeggiavi, a un certo punto quello ti fermava e ti faceva è tuo, no, è tuo suoro. Ma dico poi, ma che dice, ma è lavata, è lavata a mano a lavatrice, ma che te ne fotte che me la lava mia madre, manco usaccio. Voi donne vi comprate un prodotto e c'è scritto garantisce omino bianco. Ma che schifi è? Ci avete pensato mai? Ma qual è l'omino bianco? Uno che viene a casa e ti dice, sogno l'omino bianco. Ma voi vi rendete conto che noi ci fidiamo totalmente della pubblicità? La musica dei nostri giorni è stata con te partirò. Tim. Cambia la tariffa, ma la bolletta è sempre la stessa, non è che... Ora cambia la pubblicità, tutta l'estate siamo stati tormentati da queste 3 deficienti, come si chiamano? Guardate i nomi, come si chiamano? Gaia, ovveri, Pietra... No, Pietro, si confondeva, grande fratello, avevo capito. C'erano queste 3 che giravano come le deficienti per tutto. Ma dico io, perché non si facevano fidanzati con quei 3 cretini della Simmental? No, ve li ricordate? Quelli che si perdono nell'isola, quelli che fanno, sono le 2 e mia moglie a casa mia mi sta facendo la Simmental. E chi dice, sì, sento i cipolline. Ma che sente? La capace di moglie c'ha bottocci, c'hanno i facini coi a tutte e 3, che non sente i cipollini.
Ma non è possibile, abbiamo parlato di amori, io veramente ho fatto una crociata sulla pubblicità dei Ferrero Rocher. Abbiamo cominciato da Ambrogio, chi è che non se lo ricorda Ambrogio? L'hanno levato, infatti, lo sapete perché non c'è più? Perché la contessa è ricoverata all'ospedale. Non sto scherzando, è esaurito, chi aveva 3 anni che ci diceva tutti i seri Ambrogio. Ho un certo languorino, Ambrogio. Ambrogio un desiderio, ma aveva caputo tutta l'Italia che cosa voleva la contessa. La contessa ci ha devo dire, Ambrogio, vorrei qualcosa che non è propria fame, Ambrogio. E chi che c'era? Cioccolatino. Ci feci vedere un diabete, ci feci vedere. Che io più che Ambrogio l'avessi chiamata Anfrocio. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. Lascialo stare! Chiama mia moglie. Croci! Croci, e ne camo ieri. Sono tutto cose. Che cosa te ne è sembrato? Sì, niente, non mi passi tanto commento però. Però sai che te dire? Che? Che ogni volta che ci parlava da doti ci si illuminavano l'occhio. No, ma non è commento. Sì, usaiamo No, dire. secondo me non era un commento. Perché stava giocato con No, secondo me non ci piace. No, non ci piace. E allora? Ogni volta che ci parlava da doti. Ogni volta che ci parlava da doti, gli tu pare che te stava ricchio, Vero, sai? è vero. Sì, si rianima. Mi stai sdennando, scena stai per favore. Può essere che si convinci. Sì, fai una cosa, tu ora piglia la pizzeria, piglio tagliaeva e passacillo. Prima hai da far sdraiare in terra, ci passi il tagliaeva prima da redi, poi la fai girare a panza all'aria e ci passa davanti. Va bene? Un solito zaundo. Ma per 4 pila. Ma se quando ne andiamo al giardino zoologico passiamo avanti alla gabbia dei scimi, ci piacciono una festa, ci piacciono i scimi. I nocciolini, ci piacciono Ida, ci piacciono i nocciolini. Intanto telefonano, Rozzo. Perché? Ah, vogliono tornata. E che ci pare che ne portavano le scimmie? Appunto. Ma cosa ti faccio? E ora che facevo? No, sei esagerato. Ora che facevo? Siamo l'unica famiglia del paese che c'aveva i tendini dei finestri da parte da. E questo è vero. E perché? E picchi vicini ne rialano. E picchi ne rialano. E picchi ne rialano. Per fare una reale, secondo te, no? Per essere sicuro di che su calata non vedono mai la piccerita. No, Come chiami esagerato. tu? Chi cantautore ti piace? C'è sta uno che ti piace che secondo te non ha difetti? Vabbè, difetti ce ne ho, mi piace Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ti piace a te? Mamma mia, caro. Baglioni, bisogna prima fare proprio. Non so se lo facciamo dopo o lo facciamo adesso. Possiamo farlo adesso. Baglioni bisogna prima studiare una cosa. Ti piace pure a quanti di voi piace Claudio Baglioni? Vediamo un attimo. Alzate la mano tranquillamente. Tenetela alzata. Tenetela alzata. Voglio fare delle mani. A te, già l'hai detto sì. A te ti piace anche la voce? A tutti quelli che piace Baglioni, anche la voce di Baglioni. Certo, se no che ti piace, fa un cantante, insomma. Baglioni più o meno canta così, io non faccio l'imitatore, S'accascia sempre quando sta triste, sempre triste. Passerotto, non andare via. Il passerotto se ne va subito. Ma dovesse attaccare una malattia, chissà. La cosa che mi fa incazzare. Mannaggia, devo stare qua, devo stare qua. Devo stare qua, perché mi spostano? Devo stare qua, perché mi fai spostare tu? Baglio, che lei mi fa incazzare? Qua tu stai. Che lei mi fa incazzare di Baglioni? Tu non mi inquadra, perché se no vado qua, no? Io vado qua, ecco. Che la cosa che mi fa incazzare di Baglioni è no, che lui, quando canta, usa questo timbro di voce. Quando parla, usa un'altra voce. Che tu pensi che non è Baglioni. Parla normale. Io ho visto un'intervista un paio d'anni fa. Che farai, Claudio, quest'estate? E andrò a Napoli, Baglioni. Andrò a Ischia, andrò a mica fa vado a Napoli, poi vado a Ischia, poi mi fitto il traghetto e mi porta. No, parla normale. Lui prima di fare un concerto 3 notti prima sta dormendo sotto la finestra aperta, con una coperta bagnata addosso, che vanno a controllare ogni quarto d'ora. Qua è asciutto, metti acqua, metti. A mattina, Claudio, svegli, dobbiamo andare a suonare. Appena ti stai girando verso lo specchio una bufficetta, pa,
perché tu non devi vedere, no? Quello che sta facendo, no? E intanto ti dà a parlare. E tu sei un confessore, no? E usci desarurato, perché intanto che lui sta pensando lei che danno che ci fece qua, quanto va a ripigli qua, no? Va ripigliando poi sta cosa. Fino a quando poi tu con la coda dell'occhio vedi che non ti sta piacendo qua e ti pare male andargliela a dire, no? Scusa Giampi, ma non ti sembra che di qua, proprio non ti piace proprio, però ci va alla lontana, ma non ti sembra che forse, non lo so se mi convince, proprio non ti piace. A questo punto lui ti prende e ti urla, no? Dice, ma dai, guarda, ti impiccica proprio sullo specchio, tu ti guardi. Cioè, ora, se da lontano avevi dei dubbi, ora sei proprio certa, lei che danno come figli, tutto smannato, no? E rimani con gli occhi, cioè, così sgranati. E lui ti prende col buono, poi e dice, dai, sembri un angelo. Dai, ti cambia la tonalità, dai, guarda, ti mancano solo le ali e sembri un angelo. Tu tanto ci credi che dici, le scapole alate va bene lo stesso, sei persa, no? Paghi quel conto sangue e latte, appena esci ti senti malappattata perché avevi un vestitino che era fiorato normale per quei capelli normali, ma ora che tipo che sei così, avessi a camminare tu, tipo estate moda 2007, no? Tipo di qua. Allora arrivato a un certo punto non vedi l'ora di arrivare subito verso casa perché ti devi scombinare i capelli. Appena ti stai dirigendo verso la macchina, cammini, ti fermi, te risale c'è cattarupana a mio marito, con città saranno fuinaro a così commenata, no? Perché ti vergogni, no? Poi da chi c'ha d'orario, perché tu sei entrata alle 9 in parruccheria per escire ai lui per avere questi capiti, no? Tipo capitello, tipo... Allora entri, ti dai tipo un contegno dentro quel fornaio tutto pieno, tipo, mi resti 4 torcigliati, non si capisce che su 4 torcigliati. Quello ti dà il pane, tu appena arrivi a casa e apre e il marito ti vede subito... Dice, non ci devo dire niente a mia moglie perché Però anche se il marito non ti dice nulla, ma tu vedi che i suoi occhi non guardano i tuoi occhi, ma stanno tarando i capelli, tu sbutti. Che cosa c'è? Non ti piacciono? Non ne capisci niente, non ne capisci. Maria Consueta, Ma perché ti metti sta bocca? ci voglio per mio marito un funerale che deve essere di un re. Tutta la Sicilia va bene, tutta la Sicilia. Qua un funerale ci vuole? Un re. Ma per fare un funerale dal re ci vogliono... E non mi interessa 10, 12, 20, non mi interessa. Sì. E allora scusa, pigliamo una bella carrozza trainata da 6 cavalli pezzati. No, sana a essere cavalli. No, qui ci mettiamo i cavalli spezzati, che sei pazza, sì, no. Pezzati! Pezzati di colore! E che colore ci sono? Non lo so, a te che colore ti piacessero? Azzurro metallizzato e pesce. E ci vuole dopo il roti in lega e ci mettiamo, adesso qualche disegno. Tu mi dici il colore Che c'entra? Poi per esempio i fiori. I fiori ce ne assai. Gladioli. Sì. Margherite. Sì. Margherita. Quattro birra. Margherita. E di chi stiamo parlando? Margherita sono i fiori, che Ah, c'è no, tanto? pizza. Che c'è? E poi la cassa. Cioè, mancamo mangiata, ma pare già. La cassa, la dimora, dove deve il decuius, dobbiamo coricarlo. Una bella cassa, una cassa di pino. No, cassa usato non ne voglio. La cassa deve essere nuova di primo uso. Questo pino ci metto pure a mio marito. Ma che stai scherzando? Allora No, la cassa... No. La cassa deve essere nuova. E allora facciamo una cassa di palissandro. Com'è? A tipo Alessandro come viene a essere? Che c'entra? Mi stai Di legno. Allora, una cassa diabete. Sì, con il diabete c'è chi ha un zucchero e un niente. No, non la voglio. E allora, insomma, che ricordo. dobbiamo fare? Che ricordi che mi metto? Ecco, ma perché sta venendo così? Penso quando c'è venuta la malattia. Ma perché morì con una malattia? Niente, un giorno, ora te la racconto. Ma come fu? Un giorno io mi ho ritirato a casa. Io mi sono ritirato a casa. Io non me lo ricordo, però. Cacciare pure tu non me lo ricordo. No, io non c'era io. Io ho detto mi ho ritirato a casa. No, io mi sono ritirato a casa. Ognuno per la sua casa. Niente, apro e cercava mio marito. E l'ho cercato. E non l'ho trovato. E non... Tu lo sai che a me non mi piace gridare. E l'ho chiamato. Razio! E Razio non mi dà conto. E Cornuto se n'è andato a bevere alla taverna. Perché Cornuto c'era, se tu dico io c'ho chilo. Se te lo dico io ci devi credere. E io c'ho pure le prove. E non lo trovo. Con mano arrivo nel gabinetto e lo trovo tiso, stinnicchiato lato a batterchiocchi.
I batterchiocchi. Che cos'è? Il mobile quello a No, i cassetti. batterchiocchi dove... Waterclose. Il batterchiocchi tutto disodiso che mi faceva Fatima, chi mi sento l'ario? Sì, ma veramente tu ben non c'hai stato mai nella tua vita. Perché che era l'aria? No, a me cioè, si sentiva male. A me, cioè. A me, a posto, a me, cioè. Come io mi ho messo a gridare che tale le voci che mi si è infiammato tutta la carota qua, Sì, tutta sì. parapà. Sì, la carota. Allora sì. mi ho messo a gridare, è venuto mia sorella, poi scendiamo mia sorella e trasimo mia sorella. E tua sorella viene? No, non poteva venire. Allora, ci si chiamava il dottore, chiamava il dottore e ben numerico. Appena arriva il dottore, ci dice, il dottore parla con la verità, mio marito è gravido, il dottore me lo dice. Ci sa, non se ne incarica, signora, suo marito ha avuto un colpo di terapeuta. E non lo so manco io, signora. Suo marito ha avuto un colpo di terapeuta. Che cos'è? Una malattia. No, non si dice così. È così. Perché l'ha avuto pure mio cognato. E come fu? Si dice ha avuto un corpo iperiportetico. Onestamente stupidità di un tuo mezzo non mi ricordo. Onestamente, però non lo so. Io non me lo ricordo. Allora ci ho detto, Se tu vai a leggere l'enciclopedia c'è scritto. non me ne fa. Allora io ci ho detto, dottore, che devo fare? Dice, sa signora, suo marito non si deve muovere, suo marito non deve bevere, suo marito non deve mangiare. Ci dice, ma niente deve fare mio marito così. Dice, no, sa signora, anzi per non farlo muovere lo leghiamo bene bene, ma attacca a mio marito con una corda di sta maniera, tutto tesotito. Dice, per non farlo parlare ci mettiamo un lenzuolo di sparatappo mocca. Di? Leucoplastico, no, un sparatappo. Ci si scusi dottore, per mangiare proprio intento ci devo dare. Dice, sa signora, casomai ci dà un po' di latte per via anale. Dice, dottore, se il latte ce lo compro qui sotto casa mia, stesso. Perché io sta via anale non saccio, non mi ho mosso mai di qua. Dice signora che sei capita. Signora, chi ha Che sei capito? capita, dice. La via anale è con il cristerio. E dove si mette sto cristerio? Non nasce. E il vitis vaporo, ma se no, va. Allora ci ho detto, ci si dottore che per mangiare te ci dà questo po' di latte. L'indomani mattina sveglia mio marito, ci abbassi i pantaloni, che ricordi questa calata di cavos. Che ricordi questa calata di cavos? Ma tu che ti ricordi questa calata di cavos? Io niente, ripetevi le parole tue, che ne sai? Preparo questo cristerio di latte, ci infilo il beccuccio a mio marito, apro e ci calo latte a mio marito. Mentre ci calo latte, il cristiano tutto attaccato con la coprassa comincia a fare Ci sarà, che è la qualità del latte che non ti piace? E io ragazzi, che è troppo freddo? E io ragazzi, un bottone di sale che è troppo caldo? E io ragazzi, lo volevi parzialmente scremato? Con male, si arriva a levare quello coprastico, c'ha la bocca e cucina e mi fa Fatima, un zucchero ti scordai. Io ho un mazzo di carte vergini, ok? Vergini. Prendi una carta, 52 carte, le faccio vedere anche qui all'amico, anche al regista, ok? Prendi una carta e fai sì che questa carta, Nuccio, acquisisca il tuo odore. Non posso fare scopare la mia. Falla vedere, fai vedere la carta. No, la fai vedere a casa tua, domani ci fai un'email, alla telecamera. E fai sì che questa carta acquisisca il tuo odore. No, fai che acquisisca il tuo odore. Un po' di più. Nuccio, un po' di più, Nuccio. Non andare sotto, va bene, allora. Va bene così, basta, va, buoni. Nuccio, poni la carta qui, poni. Tu, prete buono, prete cattivo, mescola. Mescola le carte, solo una carta all'odore di Nuccio. Vero Nuccio? Solo una carta. Al 14 di Boulevard dei Capucini. Già l'abbiamo capito. No, perché per ripetere. Mescola le carte come un forsennato qui su questa tavola di legno frassino, come il paletto del conte Dracula. Il paletto. Sì, paletto. Il paletto. Del conte Dracula.
Del Conte Dracula. Il paletto. Sì, sì. Il paletto. Io non ce la faccio più già. Allora, adesso copriamo codeste carte con questo quotidiano, in modo da rendere le cose più problematiche, ok? Ok? Adesso arriva il momento inquietante. Signor Nuccio, mi dammi una mano per cortesia. Lei si deve sdraiare sul tavolo. Sia tranquillo, sia tranquillo. No, tranquillo. Sul tavolo. No, si deve sdraiare. Allora si deve sdraiare lui, No, ti devi sdraiare tu. Uno si deve sdraiare. Ecco, perfetto. Venga qua, Nuccio, venga qua. Nuccio, venga qua. Aspetta, alzalo per le gambe, alza. Tiralo su, sposta la cosa, sposta con l'ernia. Sposta. Tienilo così. Siediti, Nuccio, siediti. Tienilo aperto così. Stai tranquillo, Nuccio, stai tranquillo. Alza sta gamba. Così, abbassa. Tieni così. Ok, adesso, mettiti rilassato. No, così. Allora siamo pronti che entrino i nani. No. Stai tranquillo. Dunque adesso, buono così. Ho qua un animale. Questo animale, buono, stai tranquillo, stai giù. Questo buono. È un animale, è un procione con la P, stai tranquillo, con la P. Non fare sforzi che ce l'hai dritto per dritto. Non fare sforzi. Vai giù. Salvo, vai giù. Allora. Buono. Questo buono, calma, tranquillo, buono. Questo animale, buono. Questo animale sente gli odori. Infatti, sente gli odori. Buono. Dicevo, se puoi evitare di... Veramente, dai, che me lo distrae. Avanti, su, buono. Cosa vuoi fare a Salvo? Di la verità, cosa vuoi fare a Salvo? No. Lo dice ma non lo fa. Stai buono. Dicevo, questo animale... Buono. Ah! Scusa, mi consegni, scusa. Salvo, stai tranquillo. Lo so. Allora. Dammi una calamita. Allora, buono. Allora, dicevo, questo animale, adesso io vado ad addormentarlo, ok? In modo che lui mi darà delle indicazioni su come ritrovare la carta. Buono. Lui è Nuccio. Sì, Rambo. Allora, vado ad addormentarlo, ok? Rilassati. Ok, l'animale è in stato di trance. Per sicurezza, ok, adesso l'animale è sicuramente in stato di incoscienza. Lo mettiamo nel suo sito. Stai tranquillo. Tienilo così, stai tranquillo, Salvo, stai giù. Me lo disturbi. Ti metto la coda fuori. Adesso, puoi sentirmi? Sì, può sentirmi. Stai buono. Buono, stai tranquillo. Vai giù, Salvo, lo ecciti. Tienilo così. Tienilo aperto. Buono. Come troverò la carta? Abbiamo parlato dell'esorcista di Profondo Rosso. Io ho qua un coltello di acciaio inox 1810, taglientissimo, vedete? Taglientissimo. E allora stai tranquillo, stai giù che me lo distrai. Allora, adesso rimetto la coda dentro, ti rimetto la coda dentro, Adesso, buono, stai calmo. Perché lui si eccita, lo fa. Vedi, guarda. Calmo, non ridere, Salvo, stai fermo. Allora, dicevo, adesso fra poco, fermo così. Adesso fra poco partirà una base, io andrò col coltello in questa zona denuclearizzata, tu tienilo aperto con 2 querele già, e colpirò in questa zona e farò tutto questo bendato, ok? Stai tranquillo, vai giù, Salvo, vai giù, stai tranquillo, non ti muovere che sbaglio, vai con la base,
Proprio così. E io so che cosa fa un uomo nell'arco della sua vita. Un uomo nell'arco della sua vita fa MMS. Sì, fa MMS. A 20 anni fa MMS, ovvero mattino, mezzogiorno, sera. A 40 anni MMS, martedì, mercoledì, sabato. A 60 anni MMS, marzo, maggio, settembre. A 80 anni MMS, meglio morire subito. Thank you.